per la dipendenza da sostanze, nel disturbo da gioco d'azzardo patologico troviamo dei meccanismi di funzionamento e sintomatologici simili. Il giocatore patologico infatti sperimenta la tolleranza, che nel gioco d'azzardo si traduce in un aumento progressivo della quantità di denaro utilizzata, l'astinenza, per cui nel giocatore che tenta di interrompere o ridurre il gioco emergono irrequietezza, irritabilità, e il craving, che nel giocatore patologico si traduce in un impulso irrefrenabile di giocare. Inoltre, a livello neurobiologico, si è riscontrata l'attivazione dei medesimi meccanismi legati al funzionamento e al meccanismo della ricompensa, proprio come avviene nella dipendenza da sostanze. Infine, è importante ricordare come il disturbo da gioco d'azzardo patologico possa portare a gravi conseguenze fisiche, psichiche e sociali, non solo nell'individuo stesso, ma nell'intera sua famiglia.